La cinquecentesca Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, opera dell'illustre architetto Andrea Palladio, ha ospitato la prima edizione di Sport Veneto in Rosa, un'idea voluta dal CONI Veneto per mettere in risalto i risultati ottenuti dal pianeta femminile nello sport. Si tratta della prima iniziativa in Italia, come ha fatto rilevare il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, nell'accogliente Galleria delle Conchiglie, nel dare il benvenuto alle atlete e dirigenti presenti. È molto importante che riconosciamo a queste grandi atlete che portano medaglie a livello internazionale, che fanno grande l'Italia e il Veneto in particolare in questo momento, venga riconosciuto il loro ruolo nel mondo dello sport. Lo sport è molto importante per i nostri giovani, per le nostre ragazze, perché fare sport vuol dire stare insieme, fare squadra, andare via dalla strada, giocare, divertirsi. Poi qualcuno va alle Olimpiadi, va ai mondiali con grande esempio, però deve essere riconosciuto che lo sport al femminile in questo momento è a massimo livello e ci sta dando grandi soddisfazioni. E questo è merito proprio di questa grande squadra che è formata da uomini e donne che si impegnano nello sport e che lo fanno con passione, con 160.000 volontari, 420.000 iscritti alle federazioni, alle discipline sportive, agli enti di promozione sportiva, veramente un grande esercito di uomini e donne che danno allo sport e che riconoscono allo sport i valori che sono molto importanti. Una sala gremita ha ospitato le atlete venete che hanno ricevuto questo ambito riconoscimento alla presenza dei singoli delegati provinciali, nel riconoscere il loro contributo determinante ai risultati ottenuti in tutte le discipline sportive. Tra le premiate anche la pluricampionessa del nuoto Federica Pellegrini, che non ha potuto esserci per impegni di allenamento con la nazionale. Laura Teani, plebiscito Padova, parliamo di pallanuoto, quarto scudetto, oggi il riconoscimento ufficiale. Cosa rappresenta per te? Rappresenta una grande gioia perché è stato lo scudetto più sofferto che abbiamo vinto, quindi una grande gratificazione e questa visibilità che ci dà oggi questo premio del CONI per noi è molto importante perché è la ciliegina sulla torta. Oltre alle 3 squadre campioni d'Italia, Plebiscito Padova per la pallanuoto, Imoco di Conegliano nel volley e Famila Schio di basket, queste le singole atlete premiate. Eugenia Orlando, pesistica, Sofia Bennetti, tiro a segno, Alba De Silvestro, Giulia Gaspari, Elisa Bolzan, sport invernali, Sabina Milan, pesca sportiva, Ottavia Cestonaro, atletica leggera, Margherita Panziera, Barbara Pozzobon, nuoto, Marcella Filippi, basket, Maria Vittoria e Costanza Marchiorello e Anna Cavallaro, sport equestri, Jenny Lavarda, arrampicata sportiva, Diana Gaspari, sport del ghiaccio, Stefania Gobbi e Asia Maregotto, canotaggio, Erika Cipressa, Eleonora Del Marchi, scherma, Anna Zanusso, golf. Premiata anche la giornalista Antonella Stelitano, l'unica donna che ha fatto parte del gruppo di lavoro internazionale che ha redatto per il Vaticano il documento Dare il meglio di sé, la quale ha ribadito ai presenti che lo sport è lo strumento per migliorare il mondo. È un bellissimo riconoscimento e sono veramente onorata di questo premio, veramente, grazie. A Cortina cosa arriverà allora? A Cortina speriamo che arrivino ottime novità per il futuro, per Cortina 2026, speriamo di avere le Olimpiadi nel nostro magnifico paese, sarebbe stupendo. E poi ci saranno anche i mondiali a Cortina 2021 di sci, quindi... Vincerei a casa tua? Oddio, speriamo, incrociamo le dita. Premiazione conclusasi in bellezza con l'immancabile carrellata della foto finale di una serata da incorniciare all'insegna dello Sport Veneto in Rosa.